Al via i lavori di asfaltatura in città a Varese. Ieri è stata chiusa per esempio via Limido e gli interventi sono cominciati anche in via Baisizza e in via Castelli. Rimane aperto però nell'area di Piazza Repubblica il nodo del futuro di via Spinelli accanto alla ex caserma Garibaldi e di via Pavesi che dovrebbe sostituire via Spinelli. Sulla chiusura però di quest'ultima strada è tutto sospeso. Chi passa da via Magenta vede invece sbarrato proprio l'accesso in via Fratelli Pavesi, ma non si tratta dei lavori di ampliamento della strada in vista di una rivoluzione futura della viabilità, bensì dei lavori di bonifica nell'area ex Agip di via Magenta all'angolo con via Fratelli Pavesi, area in disuso da anni.